preso dalla stazione di San Pietro Capofiume, riferito al 2 dicembre dello scorso anno, e si vede qua come questa inversione verso i 2000 metri. In questo caso c'è la presenza di nubi basse, perché si vede dal fatto che questa linea che rappresenta la temperatura di dew point si va a contatto con la linea della temperatura percepita, cioè la temperatura reale, e le temperature vanno lette in questo senso, in diagonale, quindi la 0 passerà di qua, la 10 passerà di qua, la 20 di qua, e cioè quando si incontrano queste inversioni termiche in quota, l'aria fredda di solito tende a rimanere al di sotto e magari c'è uno scorrimento di aria più calda che forma nubi stratificate al di sopra. Quello che abbiamo fatto noi quest'anno è di andare appunto a San Pietro Capofiume come gita scolastica, proprio per vedere un po' che cosa facevano all'interno di questa struttura. Lanciavano palloni sonda e poi c'era anche un radar meteorologico per la valutazione dell'idrometeorite. E il giorno della gita c'era l'inversione termica in quota. In realtà la mattina, mi ricordo quando ci siamo svegliati, era il 27 novembre del 2007, quando ci siamo svegliati l'inversione termica era al suolo. Infatti era una nebbia, anche verso la strada c'era nebbia in tutto. Poi verso le 11 e qualcosa le nubi si sono alzate e hanno formato appunto una cappa di nubi basse ben visibile, cioè da qua non era proprio satura l'aria, comunque c'erano nubi basse, ve lo posso assicurare.